in collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si può dire che ci siamo lasciati alle spalle le vacanze e dopo Ferragosto iniziamo la nostra trasmissione su uno dei temi più importanti di cui si parla negli ultimi anni, ma soprattutto in quest'ultimo periodo. Parliamo di difesa dell'ecosistema e il più grande avversario dell'ecosistema sono gli scarti. Ne parliamo con chi ha dedicato 40 anni della propria attività lavorativa a questo discorso, l'ingegner Raffaele Garau, che è stato il primo direttore della più grande discarica controllata della Sardegna, parliamo di Ecoserdiana, e poi protagonista di altre operazioni imprenditoriali nel settore. Ha voluto riassumere in uno scritto qual era stato l'escursus nella gestione dei rifiuti. Partendo dagli anni 70, che cosa succedeva allora? Gli anni 70 erano praticamente un periodo in cui ambiente era una parola quasi sconosciuta per la maggior parte delle persone, cioè non si considerava. E ricordate, innanzitutto c'è da considerare anche il discorso dell'edificabilità, dell'edificazione con cui venivano strutturati i comuni. Soprattutto era estensiva, cioè fatta nei paesi, soprattutto in Sardegna, era fatta di case singole che ciascuno aveva il suo muntronaggio, per dirla in sardo, il suo lettamaio praticamente, dove buttava tutto quanto. Chiaramente c'erano meno plastiche, eccetera, erano soprattutto in natura organica i rifiuti, quindi messi là venivano magari lasciati decantare per un certo periodo e poi spesso venivano utilizzati anche in campagna come ammendante agricolo, perché in effetti il discorso i rifiuti normalmente sono composti per almeno il 50% dalla parte organica e la parte organica rappresenta un ottimo, una volta decantato eccetera, rappresenta un ottimo humus, un ottimo ammendante agricolo, quindi il discorso allora era così. C'era un piccolo particolare però, che ciascuno aveva il suo appunto lettamaio in casa, poi però naturalmente c'erano anche i residui che venivano nelle strade, i residui che venivano anche raccolti dai famosi alighieri che venivano a passare nelle case, che poi finivano nel muntronaggio comunale, nel deposito comunale, che era appena fuori le case, e aveva il particolare, quello quando era troppo pieno, cosa si faceva? Per creare spazio li si dava fuoco. È chiaro che questo discorso poteva andare ancora bene, diciamo, finché non ci sono state le plastiche, eccetera. Allora di diossina non si parlava. Non si parlava di diossina, però è chiaro che c'erano anche un minimo di plastiche, perché le plastiche sono un po' prima, quindi le plastiche provocavano diossina, quindi praticamente c'era diossina pura in giro, però nessuno ne aveva contezza in quel periodo, perché non c'era, ripeto, la cultura dell'ambiente. Se ci ricordiamo anche il Ministero dell'Ambiente, che se non ricordo male forse istituito all'inizio degli anni 80 o tra gli anni 75 e 80, veniva dato chiaramente al partito che contava meno, perché il Ministero dell'Ambiente contava quasi nulla. Ma in quegli anni, parliamo degli anni 70-80,
alle porte di Cagliari, sulla Carlo Felice, nasceva il primo inceneritore. Esattamente, l'inceneritore che Dione Scampi da chissà che tipo di filtri aveva, per cui bruciava di tutto naturalmente e dai fumi fuoriusciva diossina, non c'è Cristo da fare. Infatti il discorso della nascita dell'Ecosardiana, cioè tutto quanto il governo, diciamo che promulgò la prima legge quadro dell'ambiente nel 1982, il DPR 915. Il DPR 915 regolarizzava un po' il discorso dei rifiuti, creando i famosi impianti controllati. Inizialmente erano le discariche controllate oppure gli inceneritori. Ma soprattutto erano discariche controllate. Le discariche controllate che avrebbero dovuto naturalmente, appunto, costruite in un certo modo, preservare il terreno sottostante dalle eventuali infiltrazioni di quello che si chiama percolato. Il percolato non è altro che la commistione della pioggia con i rifiuti. Quindi per proteggerlo si impermeabilizzava il fondo, si doveva impermeabilizzare il fondo e poi gestire la discarica in un certo modo. Qua all'inizio degli anni '80, appunto, e qua è l'inizio della mia carriera nel settore, praticamente, appunto, il discorso in Sardegna non esisteva. Quindi praticamente nasce tutto per la intuizione di un gruppo di imprenditori privati, cioè quella che poi è diventata Ecosardiana, e ha avuto l'intelligenza, ha trovato dall'altra parte l'intelligenza e l'intuizione di un politico di un piccolo comune, Serdiana, il geometra Pala, tra le altre cose, è scomparso proprio la settimana scorsa, che riuscì a convincere i suoi concittadini sul fatto che fosse un qualche cosa che in proiezione avrebbe procurato dei vantaggi al comune, in termini occupazionali e anche in termini di ricchezza del comune, cosa che infatti è avvenuta, perché il comune di Serdiana per anni, in proporzione naturalmente, è stato il comune più ricco, tra i più ricchi d'Italia, senz'altro. Però quando è nata la discarica, io ricordo che appunto giravo per i comuni per convincerli a venire nella discarica. A conferire. A conferire, sì. E mi chiedevano, diceva, ingegnere, ma si paga? Allora si pagava 33 lire al chilo. Dice, sì, chiaramente 33 lire al chilo. Dice, mi tolga una curiosità, ma per quale motivo io dovrei venire da voi, pagare 33 lire al chilo, che poi chiaramente devo farli diventare tasse per i cittadini? E quando mi rieleggono, chi me lo fa fare? Adesso spendo zero. Quindi io andavo a sbattere, noi di Ecosardiana, andavamo a sbattere contro un muro, che non c'era Cristo da fare, e vale a dargli torto, cioè il ragionamento era ineccepibile. Fortunatamente, diciamo fortunatamente per tutti, perché obiettivamente avvenne un incidente nell'allora muntronaggio di Quartu, che era proprio situato sopra l'invaso di Simbirizzi. Un certo giorno smottò, per cui andò a finire nel lago, quindi la magistratura intervenne e lo sequestrò. Quindi Quartu a quel punto chiaramente fu obbligata a servirsi della discarica controllata. C'era l'inceneritore appunto di Cagliari, cominciava a sorgere il rione di Mulino Becciolo a fianco, quindi cominciavano a sorgere i comitati contro gli odori e robe del genere, quindi anche Cagliari a quel punto, vedendo che il terzo comune della Sardegna si era messo in regola, si mise in regola. E lì è partito il discorso di mettersi in regola con i rifiuti, in Sardegna perlomeno. Chiaramente la grande struttura nell'area industriale del Tecnocagic come è cambiata? Quello è il discorso. Noi infatti come Ecosardiana fummo autorizzati per sopperire il completamento dell'inceneritore che era in costruzione in quel momento, del termovalorizzatore, pardon, perché quello contrariamente a quello della strada stradale 131 bis, quello di Macchiareddu era un vero e proprio termovalorizzatore, quindi con dei filtri ad hoc, con possibilità di recupero di energia, cioè
un termovalorizzatore vero e proprio, che però ha avuto una genesi piuttosto lunga e di fatto noi, ripeto, siamo stati autorizzati i primi 250.000 metri cubi, ricordo che furono autorizzati da 3 a 6 mesi per sopperire l'entrata in funzione del Tecnocasic. Se non che il Tecnocasic entra in funzione nel 1995, quindi dal 1984 al 95, dal 1984 al 1989 praticamente Ecosserdiana fu l'unica discarica controllata in Sardegna. Poi cominciarono, nella regione c'era un gruppo di giovani ingegneri nell'assessorato ambiente particolarmente attivi, per cui la regione Sardegna fu tra le prime a stilare un piano regionale di rifiuti che prevedeva chiaramente una serie di discariche che dovevano essere discariche consortili, non più comunali chiaramente, quindi a servizio di un certo bacino. E quindi questo piano cominciò a essere messo in opera. Quindi la prima discarica, se non ricordo male, fu quella di Olbia, poi quella di Bono, cioè cominciarono a nascere le altre discariche. Che fino ad allora l'intera Sardegna conferiva. Ma da noi arrivavano, sì, a Nuoro tranquillamente, fino alla provincia di Nuoro. Alti costi di trasferimento. Sì, vabbè, ma non c'era alternativa. Per cui gli alti costi di trasferimento diventavano certamente un costo in più. Ci si è resi conto finalmente che lo smaltimento dei rifiuti, cioè curare bene lo smaltimento dei rifiuti, rappresentava un costo ambientale. È un qualche cosa di indubbio, non c'è niente da fare. Poi ci sono modi e modi di gestire, nel senso che, come ho detto prima, il rifiuto urbano è costituito per il 45-50% dalla parte organica. Che cos'è una discarica? Non è altro che un grosso digestore, quindi praticamente senza aria, quindi il discorso dei rifiuti piano piano la parte organica praticamente va via il biogas, il cosiddetto biogas, e captando questo biogas, che al 50% è metano, si poteva tranquillamente ricavare energia elettrica. Quindi l'altro grosso passo dell'Ecosserdiana, tra le prime in Italia, fu quella di convogliare appunto il biogas recuperato in tutta l'area della discarica, che nel frattempo da 250.000 è cresciuta a diversi milioni di metri cubi, chiaramente, perché necessitava di spazi, come dicevamo. Praticamente Ecosserdiana è arrivata a produrre circa 3 megawatt e mezzo. 3 megawatt e mezzo significa praticamente il fabbisogno di una cittadina come Villacidro. Questo cosa comportava? Allora si vendeva l'energia elettrica al GSE, cioè all'ente di Stato, e grazie anche a quei proventi si consentiva di tenere una tariffa limitata. Quindi era un vantaggio per tutti. Un vantaggio ambientale perché il biogas non veniva disperso in atmosfera ma veniva convogliato. Vantaggio per Ecosserdiana perché obiettivamente aveva i suoi guadagni. È un vantaggio anche dal punto di vista ritorno perché c'era la ricchezza vera contenuta nei rifiuti, cioè l'energia elettrica. Andiamo avanti più velocemente. A un certo punto gli spazi a disposizione di Ecosserdiana non ci sono più. Beh, a un certo punto, ripeto, sono nate le altre discariche, quindi Ecosserdiana si è ritagliato uno spazio per i rifiuti urbani sempre più ristretto fino a che col decreto Ronchi praticamente la gestione dei rifiuti urbani fu demandata al pubblico, quindi Ecosserdiana dovette convertirsi e dirottare le sue discariche per farle diventare discariche per rifiuti industriali. Arriviamo al porta a porta. No, porta a porta è venuto molto dopo, il porta a porta siamo già negli anni 2000 avanzati, perché si è passate da diverse fasi, nel senso che le discariche purtroppo, dico purtroppo pur essendo un discarichista chiaramente, sono degli ottimi sistemi, però vanno gestiti bene. Gestiti male rappresentano quello che dicono... Una bomba ecologica. Una bomba ecologica, effettivamente è vero, se viene gestita male è una potenziale bomba ecologica.
Siccome, parlando di tutta Europa, la gestione delle discariche non sempre è avvenuta in una maniera, ecco, io prima ho parlato di Ecosserdiana non perché ne facessi parte, però dico, ha rappresentato sempre un emblema di ottima gestione. Però non tutte furono gestite così, sono state gestite così, quindi l'Europa, vedendo che molte discariche venivano gestite male, quindi procuravano anzi un danno al territorio, a un certo punto ha deciso di chiudere con le discariche. Chiudere con le discariche favorendo soprattutto il discorso della raccolta differenziata, cioè il discorso del recupero delle frazioni del rifiuto urbano. Questo discorso è un discorso un po' lungo, cioè anche perché tra le altre cose io passo per essere contrario alla raccolta differenziata, non lo sono in tutte le volte che sono stato preso in considerazione per il mio parere. Io non lo sono, dico semplicemente che in Sardegna, soprattutto, il rifiuto, la raccolta differenziata rappresenta un costo, come era un costo andare nella discarica controllata rispetto al muntronaggio. La raccolta differenziata rappresenta un costo, perché? Perché le frazioni derivanti dal rifiuto chiaramente non hanno un alto valore aggiunto, questo è evidente perché è normale, no? Un derivato dal rifiuto non può avere un alto valore aggiunto. Quindi significa che o a mercato immediato, altrimenti se deve sopportare i costi di trasporto non riesce a sopportarli, quindi diventa commercialmente inutile. A noi in Sardegna siamo organizzati per il recupero del vetro, della plastica e della carta? Assolutamente, in Sardegna l'unica frazione che trova uno spazio commerciale è un po' la carta, perché ci sono delle cartiere che riescono ad assorbire gran parte della carta che viene raccolta separatamente. Le altre frazioni, l'altra frazione più importante, cioè la frazione organica, va a finire nei famosi impianti di compostaggio. Là c'è stato sempre l'assessorato all'ambiente della regione, puntò sugli impianti di compostaggio perché pensando, memori dei vecchi muntronaggi familiari praticamente, dice prendiamo la raccolta organica, la frazione organica, la facciamo diventare il famoso compost, quindi un ammendante agricolo. C'è un piccolo particolare che però negli anni 70 e precedenti la frazione organica era veramente frazione organica. Adesso, per quanto si possa fare una raccolta capillare, eccetera, un'inframmeggiatura di qualche altra cosa, di qualche altra sostanza, basta una piletta, adesso io faccio sempre l'esempio di una torcetta, che ti va a inibire 1 tonnellata di compost, quindi non serve a niente. Il compost non ha avuto decisamente successo dal punto di vista commerciale, la maggior parte viene regalata all'azienda forestale, ha dei costi di produzione notevoli, fermo restando che ci sono dei costi, perché io dico che è un costo ambientale la raccolta differenziata, perché prima la raccolta indifferenziata significava un equipaggio che vuotava il cassonetto, per cui passava in giro, il costo era dell'equipaggio. Tenete conto che nel sistema di raccolta cittadino, i costi maggiori sono rappresentati dal costo umano, dal costo del personale, che incide per circa oltre l'80%. Quindi, dovendo raccogliere diverse frazioni, devi aumentare anche il personale, chiaramente ci vogliono diversi equipaggi, quindi questo aumenta il costo della raccolta, a parte il costo dell'aumento dei veicoli, eccetera. Quindi normalmente è chiaro che aumenta il costo di raccolta, quindi aumenta la Tari, non c'è niente da fare. Dovrebbe esserci un ritorno dalla vendita delle frazioni, però, come ho detto, il compost viene regalato e rappresenta il 45%. La plastica viene presa e viene mandata nei cosiddetti delegati dei consorzi di filiera. I consorzi di filiera sono dei consorzi nazionali delegati. Deve attraversare il mare. Sì, perché in Sardegna non è possibile, per quanto si possa raccogliere il 100% della plastica, che sarebbero circa 60.000 tonnellate all'anno, orientativamente, anche se uno riuscisse a intercettarle tutte, dopodiché deve realizzare un prodotto che sia commercialmente appetibile in Sardegna. Ci hanno provato 2 o 3 volte e sono falliti nel giro di un paio di mesi, ma pure un paio di mesi. Vetro?
Vetro non è possibile perché il vetro per essere riutilizzato deve essere separato, vetro bianco, vetro marrone, vetro giallo. Non esiste una raccolta differenziata di quel tipo, per cui l'unica soluzione del vetro in questo momento è la discarica. La possibilità del vetro potrebbe essere quella di usarlo come sottofondo stradale oppure per riempire cave dismesse. Questa è una soluzione per il vetro. Siamo arrivati veramente alla fine della nostra chiacchierata. Ho un'ultima curiosità. Vorrei una sua riflessione, Ingegner Garau, sui termovalorizzatori di ultima generazione. E io, come ho detto prima, pur essendo discarichista chiaramente, però mi rendo conto che effettivamente non è facile trovare dei gestori attenti. Per cui il termovalorizzatore, secondo me, rappresenta la soluzione pressoché ideale, chiaramente di ultima generazione. Appunto, ultima generazione cosa significa? Significa con filtri idonei a bloccare qualsiasi impurità che possa andare in atmosfera. Alta possibilità di produrre energia. E alta possibilità di produrre energia, esattamente. Questo ma senza andare lontano, basta guardarci attorno negli altri paesi europei. I termovalorizzatori spesso e volentieri, senza prendere il solito, quello che si fa sempre, quello di Vienna o quello di Oslo, che sono nel centro della città, che hanno sopra la pista da sci, per cui rappresentano anche dei posti dove vengono portate le scolaresche a visitarle, eccetera. Cioè, se controllati, è sempre un discorso di controllo, cioè qualsiasi cosa, anche le discariche controllate devono essere ben controllate. A quel punto finiscono di diventare bombe ecologiche, ma diventano semplicemente ottimi sistemi di smaltimento. Signora! Dai, signora! C'è solo un modo per uscirne. Ma tutto questo da oggi finirà. Maccio Capatonda, Bebe Vio, la mia ragazza, la mia foto e la lentissima Diana Coleman. Muoviti! We Hybrid, il calma guidatore. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola.
dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, siamo all'assessorato regionale ai trasporti, è un'occasione abbastanza interessante, le iniziative si susseguono. Il modus operandi dell'assessore è chiaramente sempre molto forsennato perché la materia non permette pause e quindi possiamo trovare modo di fare un piccolo bilancio. L'ultima notizia importante è quella dei 25 milioni di euro alle compagnie aeree. Ce la racconti? Si tratta degli aiuti diretti ai vettori per l'apertura di nuove rotte e si configurano in un abbattimento dei costi aeroportuali. È uno strumento che intendiamo affiancare alla continuità territoriale classica, così come da 22 anni ormai la conosciamo in Sardegna, che è quella che garantisce i collegamenti a tariffa agevolata e a frequenza prestabilita da e per i 3 aeroporti sardi con Roma e Milano. Con l'aiuto diretto ai vettori vogliamo sopperire alla carenza di voli, soprattutto per quanto riguarda la stagione invernale negli aeroporti, creando appunto collegamenti e incentivando le compagnie a garantire collegamenti per almeno 3 anni, collegamenti stabili, non soltanto sulle rotte nazionali ma anche su quelle europee, così da mettere fine a quella carenza di collegamenti che rappresenta uno dei deficit del nostro sistema di trasporti, soprattutto nei periodi invernali, cioè quando più i sardi hanno bisogno di volare verso il resto del mondo. È recentissima la messa in chiaro dei numeri che sono straordinariamente positivi, mi riferisco allo scalo di Elmas per quanto riguarda. Qual è stato il suo commento? Come ha apprezzato questo movimento? Il traffico passeggeri è in crescita in tutti e 3 gli aeroporti sardi ed è superiore rispetto non soltanto a quello del 2022 ma anche a quello ante-Covid del 2019, dove gli aeroporti hanno fatto segnare il record dei 9 milioni e mezzo di passeggeri che, stando ai dati ufficiali, verrà superato dalla stagione in corso. Credo che le polemiche di queste ore su quelle che sono invece la capienza, il numero delle presenze negli hotel derivi da un fatto che non è in contraddizione, nel senso che il traffico passeggeri è in aumento, è diminuita la permanenza media dei turisti in Sardegna e i turisti non si rivolgono più soltanto agli hotel per fare la vacanza nella nostra isola. Assessore, sempre più spesso capita che i cittadini si lamentino dei ritardi, se non della cancellazione dei voli, e in particolare su quelli che sono legati a Itavia, che continua a essere un momento di criticità. Li si può risolvere questi problemi, magari con delle sanzioni, magari con una nuova formulazione? Quali sono i suoi margini di intervento? Anzitutto occorre dire che ITA proprio in queste ore continua a mostrare attenzione verso la Sardegna, ha annunciato l'incremento di un volo aggiuntivo sulla Cagliari-Roma fino a marzo del 2024, un altro volo aggiuntivo fino a marzo del 2024 anche sulla Cagliari-Linate. Per quanto riguarda i ritardi, sono stati oggetto dell'ultima riunione del Comitato di monitoraggio alla continuità territoriale e, al di là di quelle che sono le difficoltà che derivano da un crescente traffico negli aeroporti non soltanto sardi ma anche negli scali di Roma e Milano, alcuni di questi ritardi dipendono da servizi non troppo efficienti che ITA ha ricevuto negli scali di partenza a Fiumicino e a Linate. Sono 9 mesi che lei è qui al terzo piano dello stabile dell'assessorato in via 29 novembre. Qual è il bilancio? Che tipo di rigo può tirare? I conti si fanno alla fine. Io, come ho detto dal primo giorno del mio insediamento, ogni giorno lavorerò per garantire un pezzetto in più di diritto alla mobilità dei sardi. Ci sarà un qualcosa che le sta più a cuore, che le piacerebbe risolvere e portare in porto? Sì, completare gli strumenti a disposizione della Regione per poter garantire trasporti aerei più efficaci. Come più volte ho detto, alla Sardegna serve un modello del trasporto aereo calzato sulle reali esigenze dei sardi e della nostra isola. Ecco perché dico che alla continuità territoriale tradizionale occorre affiancare il nuovo strumento degli aiuti diretti ai vettori unitamente alla sperimentazione degli aiuti sociali, che consistono nell'aiuto diretto al passeggero per particolari categorie di residenti per l'abbattimento del costo del biglietto aereo.
L'assessorato al lavoro, un assessorato particolarmente complicato. Possiamo fare un bilancio? Ma bilanci ancora veramente, poi sono 8 mesi solo, neanche 9, quindi in realtà sono veramente pochi. Veramente pochi perché ho trovato tanto da fare e tante risorse a disposizione, una organizzazione che risentiva molto della post-pandemia e effettivamente una burocrazia che è statale, europea addirittura, che è molto stringente e quindi non permette a volte di scelte di buon senso, ecco, certe volte. Io ce la sto mettendo tutta, ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo fatto passi da gigante, dobbiamo continuare a spendere bene, dobbiamo continuare a fare in modo che magari con aiuti esterni, per esempio le assistenze tecniche ci permettono di fare istruttorie svelte, fare in modo che questi soldi arrivino davvero all'economia della Sardegna, con tanti progetti. Abbiamo poco tempo, ma anche in poco tempo si può fare molto. Un aspetto su cui in questi 8 mesi lei ha insistito particolarmente è stata la formazione. Certo, perché continuo a dire che se non formiamo le persone, se le persone non hanno competenze, purtroppo non trovano lavoro, il lavoro non si trova più così. Lei pensi solamente a un operaio edile che deve guidare una macchina, se non lo sa fare non lo prenderanno mai a lavorare. E queste sono le piccole cose, figurarsi, voglio dire, l'ingegnere spaziale. Eppure l'Einstein Telescope verrà qui a breve, speriamo perlomeno, insomma. Allora, dobbiamo farci trovare preparati, l'economia è diversa, il lavoro deve essere sostenibile. Se non ci formiamo, imprenditori compresi, a dare lavoro sostenibile, nessuno vorrà più lavorare. Perché non trovano personale a volte? Perché offrono contratti magari che non sono eccezionali, oppure offrono orari di lavoro che non vanno bene, oppure semplicemente la persona che hanno davanti non ha i requisiti per fare bene un lavoro che sembra un lavoro più semplice e magari invece necessita della conoscenza di 2 lingue. Allora, bisogna essere formati per tutti i lavori, per un mondo che cambia. Quindi le competenze e la formazione sono fondamentali. Stiamo investendo molto anche perché i fondi europei sono soprattutto per la formazione, ma anche per il sostegno alle imprese e per tanti incentivi che permettono di rendere più facile, per esempio, l'assunzione delle persone. Ampliamo un po' lo sguardo e guardiamo al suo partito Forza Italia. Qual è la situazione? Come sta Forza Italia? Forza Italia sta molto bene, il mio partito, io sono sempre stata di Forza Italia e sono molto legata a Forza Italia. Niente, mi sembra che come giunta gli assessori di Forza Italia, ma anche gli altri assessori, stiano lavorando bene, mi sembra che stiamo dando una grossa mano per questa fine legislatura e che quindi a questo punto Forza Italia si stia comportando molto bene. Il nostro futuro spero sia roseo, sia ancora con un centrodestra vincente. Si è tenuta la videoconferenza Stato-Regioni per fare il punto sul nuovo decreto che permetterà ai cosiddetti occupabili di passare dal reddito di cittadinanza al sostegno a formazione e lavoro. Sì, certo, abbiamo avuto un ottimo incontro con la ministra Calderone, la quale ci ha messo un po' al corrente, ci ha detto innanzitutto che l'INPS in questi giorni fornirà i dati precisi, che peraltro abbiamo già, perché in realtà i percettori di reddito di cittadinanza erano già a conoscenza dei CP, cioè nel senso che i nostri centri per l'impiego li avevano presi in carico, li avevano profilati, qualcuno aveva già trovato infatti anche lavoro, quindi in realtà noi sappiamo quanti sono. Gli occupabili nella platea sarda sono meno di 5.000, quindi gestibili al punto che stiamo già cominciando a capire quali corsi di formazione far fare con il nuovo bando che abbiamo già fatto sui corsi di formazione. Alcuni di essi avranno comunque la possibilità di entrare anche nei cantieri di lavoro. Abbiamo chiesto al Ministro Calderone la possibilità di integrare l'indennità di frequenza, diciamo, dei corsi, per cui insomma siamo a buon punto anche nell'organizzazione. Da settembre partirà ufficialmente questa nuova misura del non reddito di cittadinanza ma alternativa, che mi sembra ridare dignità al lavoro, quindi molto importante. Possiamo ricordare chi o quali requisiti devono avere le persone per percepire ancora il reddito di cittadinanza? Certo, le persone che percepiranno ancora il reddito di cittadinanza, e sono più o meno la metà di quelle che lo percepivano, dovranno avere figli minori a carico, dovranno avere persone che hanno più di 60 anni o disabili. La Ministra ha anche ampliato alcune categorie, per esempio le donne vittime di violenza e categorie molto fragili, quindi in realtà sono un bel po' che continueranno a percepirlo. La maggior parte dei percettori di cittadinanza dovevano rivolgersi in questi 7 mesi, molti non l'hanno fatto,
ai comuni per essere profilati dai servizi sociali. Stiamo cercando anche con i comuni di capire, di sveltire questa pratica, perché anche loro, se sono presi in carico dai comuni, continueranno a percepire il reddito di cittadinanza. Poi interverranno queste misure alternative, che io spero siano le stesse misure per tutti i disoccupati della Sardegna, perché in realtà chi percepiva il reddito di cittadinanza era una persona che non aveva lavoro, e non sono solo loro quelli che non avevano lavoro, per cui ridare dignità al lavoro, fare in modo che siano formati e quindi con competenze che consentano di trovarlo questo lavoro. Se non si è formati è molto difficile in questo momento storico trovare un lavoro, perché le imprese, tutto il mondo economico è cambiato e ha bisogno di persone formate. Ce la metteremo tutta, le risorse ci sono e anche l'organizzazione assessoriale c'è. Quindi diciamo è con queste parole che rassicurate tutte le persone che in queste settimane, dopo aver ricevuto il famoso SMS, si sono un po' preoccupati per il loro futuro e anche per il futuro delle loro famiglie. Certamente, certamente. Io credo che comunque l'SMS servisse un po' a ricordare qualcosa che già si sapeva da 7 mesi. Per esempio il fatto che loro non si siano presentati ai servizi sociali ci fa capire che qualche volta si aspetta sempre un po' l'ultimo momento. Però insomma a questo punto andiamo avanti, l'SMS lo manderemo anche noi, più rassicurante a tutti coloro che abbiamo già preso in carico come reddito di cittadinanza, vedendo anche le liste ufficiali che l'INPS ci manderà a giorni, ma penso che coincideranno perché noi ormai li sappiamo, manderemo un SMS rassicurante, li chiameremo di nuovo ai centri per l'impiego e con loro faremo il programma per il loro futuro. Poche settimane fa avete avviato le domande per i cantieri occupazionali Lavoras. Che risposte avete ottenuto? Allora, per ora i comuni stanno presentando le domande. Devo dire la verità, i cantieri Lavoras e con il collegato abbiamo ampliato la platea di enti che possono prendere in carico le persone disoccupate con cantieri di lavoro, e quest'anno sono molto più semplificati, quindi anche più facili da fare. Non solo, ma con la possibilità di prendere persone che abbiano anche profili non solamente operai, quindi anche persone che sono geometri, ingegneri, contabili, persone che quindi servono ai comuni con degli stipendi adeguati. Quindi io credo che avrà un buon successo questo dei cantieri di lavoro. Cercheremo di mettere anche altri soldi proprio perché il reddito di cittadinanza ci permetterà così di tenere al lavoro anche le persone in attesa di trovare un lavoro a tempo indeterminato, e quindi io credo che avranno abbastanza successo. Noi siamo qua comunque per dare tutto l'aiuto possibile, perché spesso in passato i comuni hanno avuto difficoltà a progettare questo cantiere, che in realtà adesso abbiamo messo un modulo, si deve praticamente compilare quello e il progetto è fatto. Qual è stato secondo lei il grande limite del reddito di cittadinanza? Il fatto che molte persone si sono un po' adagiate sul reddito di cittadinanza e non hanno magari capito quanto allo stesso prezzo più o meno è molto più dignitoso lavorare. Non solo, ma poi il lavoro non si trova stando a casa, il lavoro si trova conoscendo, fuori, andando, chiedendo, facendo. Le opportunità si trovano quando non stai, come si usa dire, nel divano, anche se io penso che molti di loro avranno avuto anche delle alternative magari. Però ecco, il reddito di cittadinanza in questo momento deve essere davvero in chi non può lavorare. Certo, a questo punto bisogna che noi, la politica intera, l'economia che riparte, dia la possibilità a tutti di avere diritto a un lavoro. L'apparenza non inganna. Prima il piacere, poi il piacere. Al cuore si comanda. Le stagioni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Suzuki. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La 16ª edizione del Culture Festival. Questo fine settimana, la 2 giorni, Mario Biondi con le tappe a Cagliari e Mogoro, dopo Salluri, Stintino, Gergei, La Maddalena, Gavoi e Golfaranci, che hanno visto approdare sull'isola alcuni tra i grandi nomi del firmamento jazz, ma anche diversi talenti sardi. Si continua con il gigante catanese Mario Biondi e la grande musica internazionale sul palcoscenico Sardegna fino a novembre. Un festival sempre più internazionale e identitario grazie al maestro Simone Pittau e il suo staff. Venendo anch'io da una delle isole maggiori come la vostra bella Sardegna, sono totalmente innamorato delle isole, in generale. La Sardegna la visito dai primi anni 70 con la mia famiglia e poi negli anni insomma, l'ho frequentata per la musica, frequentando dei postaggi. La bottarga mi piace molto l'insalata, quella mista di sedano, pomodorini, mi rinfresca, mi rincuora. Poi la bottarga è veramente... La base delle tue canzoni, dei tuoi lavori è l'amore, che mai come in questo periodo serve davvero tanto. Sì, ho dichiarato anche un paio di dischi or sono un romantico, sono un inguaribile romantico. L'amore è sicuramente una parte preponderante, fondamentale della mia vita musicale, della mia vita in generale. Credo che sia il motore principale della vita di tutti, ma in tutte le forme, non necessariamente l'amore come coppia, ma l'amore, la diffusione dell'amore. L'isola già è amore, perché l'isola secondo me è il fulcro dell'amore. Quando pensi all'innamoramento pensi vado su un'isola. L'isola come l'isola che ti ha dato i natali, la Sicilia e la Sardegna hanno molte similitudini storiche, di scoperte, ma soprattutto li possiamo definire dei veri e propri continenti. E in questi continenti c'è una produzione di musica che cerca di scalfire quello che è comunque un mercato molto commerciale, mi permetto di dire usa e getta, no? Ma ora senza usare piaggeria, perché non voglio necessariamente lisciare i sardi, io ho una grande ammirazione sia per la parte musicale ma anche per la parte alberghiera della Sardegna, perché mi capita molto spesso, anche stando all'estero, di incontrare sia musicisti sardi che sono un'eccellenza nell'ambito jazz, ma sia tanti appunto che si esprimono, si dedicano alla parte dell'alberghiero e sono professionalmente eccezionali. Credo che questa sia una bella rivalsa anche per territori come la mia Sicilia, come la vostra Sardegna. È quell'attimo nel quale possiamo dire, valiamo molto e si vede nel concreto. Mario, i 2 anni di pandemia hanno portato dei cambiamenti a 360 gradi in tutto quello che è il quotidiano e il lavorativo, ma questi 2 anni come hanno cambiato la musica, che tra l'altro è stato uno degli elementi
di sollievo in quei 2 anni di chiusura? Ma io sto cercando di prendere un po' le distanze talvolta da tutto quello che è il mainstream attualmente, perché non lo so, forse anche per una questione anagrafica, non lo riconosco, non capisco, mi sembra come vedere degli ingegneri poco pratici che fanno delle bozzette a matita su dei fogli di carta e poi mettono il foglio di carta in uno scanner e tramite il computer riescono ad allestire addirittura delle costruzioni più o meno interessanti. Diciamo che poi di effettivamente artistico e di effettivamente pratico nella musica trovo poco. Mi dispiace, mi scuso con chi non sarà d'accordo con me, ci mancherebbe. Sicuramente c'è un'espressività, un'espressione nuova che è giovanile, ma che poco ha a che vedere, a mio parere, con la parte primaria che era sapere suonare uno strumento, saper cantare. Oggi appunto può essere un ingegnere che non sa disegnare, prendere un foglio, una bozza, inserirla all'interno di un computer e fare una costruzione. Questo non so se effettivamente con l'arte e con la musica. Un festival come il Culture Festival di Simone Pittau, che arriva da un'estrazione anche talentuosa, però uso una frase molto sfruttata, no? Quando il talento incontra l'opportunità. Simone Pittau avrebbe potuto fare quello che voleva in qualsiasi parte del mondo, lo sta facendo in Sardegna, anche con il tuo aiuto, con l'aiuto di professionisti e artisti, e quindi la musica non è soltanto un veicolo come il suono o una bella canzone, ma è cultura a 360 gradi. Intanto ovviamente sono un ammiratore di Simone, perché Simone, come appunto stai dicendo, è un uomo che si sta spendendo per la sua terra e per dare sempre un certo tipo di peso specifico anche alla musica in generale. E credo che sia un impegno lodevole e che deve essere trasmesso poi a lungo raggio. È fondamentale che il proprio territorio goda e cresca e non venga abbandonato, come purtroppo molto spesso succede. C'è un po' la fuga di cervelli ovunque ed è anche un po' normale che avvenga. Talvolta questa Italia che sta un po' stretta. Cosa porterai con te dopo questo tour sardo? Io porterei via sicuramente un po' di bottate. No, però oggettivamente porterò con me sempre lo splendore di questo territorio che adoro, la bellezza delle donne sarde e la piacevolezza di essere ospitato. A Mogoro è l'unico evento al chiuso del tour estivo di Mario, infatti sono tutte date outdoor, ma questa è stata una sorta di omaggio da parte sua in segno di gratitudine per il successo del 2018. Possiamo usare un eufemismo, un gigante del soul nella terra dei giganti, comunque è sempre merito del Culture Festival, lo diciamo. Sì, diciamo che è un artista che rientra e rispecchia, insomma, con tutte quelle caratteristiche artistiche anche di genere che il Culture Festival insegue, ecco. Quindi qui abbraccia vari generi, pop, soul, funky, R&B, jazz anche, quindi esattamente, purtroppo non ce ne sono tanti artisti italiani come lui. Ci teniamo a sottolineare che il festival non è solo un festival di musica jazz, ma racchiude la cultura, la storia, la poesia, il territorio, ma soprattutto un'identità sarda. Sì, chiaramente è un festival che è nato dentro di me quando ero studente a Londra nei primi anni 90. Il mio sogno era appunto quello di, attraverso questo mega progetto, di valorizzare i giovani e promuovere la Sardegna a livello internazionale. Ed è quello che sta succedendo. Si è spaziato da location come teatri, la Fiera di Cagliari, le piazze e il conservatorio. Questo per raggiungere il più possibile il pubblico
che è attento ma non basta mai. Assolutamente sì, ma anche Stintino, la Maddalena, sempre location ben ricercate che hanno ospitato il festival nei mesi precedenti, ma anche un locale molto bello che c'è a San Luri, caratteristico, che è il Beer Lab Narno Moro, dove per l'occasione si è trasformato in jazz club, veramente molto bello. A noi di Panorama Sardo ci piace ricordare che Simone Pittau a 30 anni era già negli Abbey Road Studios a Londra e forse avrebbe potuto andare dove voleva, ma ha scelto la sua Sardegna. Sì, è stata un'esperienza incredibile quella degli Abbey Road Studios con la London Symphony Orchestra da protagonista, perché ci entravo da studente, ospite dell'orchestra gli anni prima, sempre col sogno, chissà se un domani riuscirò anch'io a fare qualcosa qui con questa orchestra, ed è successo. Ma l'obiettivo è sempre stato quello di rientrare in Sardegna, perché vivo per la mia terra, amo la mia terra, la mia unica nazione. Da un punto di vista tecnico, cosa manca per far sì che la musica sia più fruibile, al di là delle infrastrutture, al di là delle connessioni con il resto d'Italia e del mondo musicale? Ma guarda, noi nel nostro piccolo, con i progetti del festival, ma anche dell'Orchestra della Sardegna, stiamo sensibilizzando i giovani. Realizziamo durante l'anno una marea di progetti nelle scuole, lezioni concerto, esperienze con dei formatori, come c'è stato ad esempio quest'anno Stefano Baroni. Insomma, è molto importante che i giovani conoscano l'arte. Purtroppo i media in questo non ci aiutano. Vedo migliaia di giovani che frequentano determinati concerti con un determinato genere, ma mi rendo conto proprio praticamente che i giovani seguono quello che conoscono, quindi se non si fa conoscere altra roba, quindi per noi è importantissimo continuare questo processo educativo nelle scuole. Una menzione va sicuramente al suo staff che negli anni si è consolidato e lavora 12 mesi per portare il festival ai livelli attuali. Non diciamo cosa manca, ma cosa serve per far sì che questo range rimanga sempre a un livello alto? Allora, innanzitutto non bisogna mai perdere di vista la qualità. Gli artisti che arrivano non sono una telefonata e ci fanno il concerto. Ogni evento viene costruito anche musicalmente parlando. Soprattutto una cosa che non deve mai mancare è la costanza e la determinazione. Non bisogna mai arrendersi. E allora possiamo dire, usando questo esempio, che il giro di boa del Culture Festival è qui per dopo Ferragosto, ma fino a novembre ci saranno ancora tante sorprese. Esattamente, una di queste è il premio Oscar Dave Grusin, grande pianista jazz, grande compositore di colonne sonore, il Morricone americano. Mi permetto di dire che ha vinto dei prestigiosi premi internazionali, ma io a lui vorrò ringraziarlo in maniera particolare perché negli anni 80 ha contribuito tantissimo alla divulgazione del jazz, della fusion, con la creazione di questa etichetta che si chiamava GRP, Grusin Rosen Production. In quegli anni appunto Dave Grusin e Larry Rosen, il suo socio, hanno assoldato a tutti i più grandi jazzisti del mondo e hanno distribuito appunto i loro progetti. Proprio è stato veramente per me un grande insegnamento, tantissimi dischi della GRP curati e prodotti da Dave Grusin, appunto, proprio per il fatto che abbiano educato il mondo, abbiamo fatto conoscere il mondo questa grande musica di tutti gli artisti più importanti e mettendoli anche assieme, creando addirittura la GRP Big Band, quindi è stata veramente un'esperienza incredibile per me durante gli anni. Ogni CD lo attendevo con grande attesa e quindi sarà veramente un bel tributo per lui ringraziarlo personalmente. L'apparenza non inganna. Prima
ha il piacere. Poi i leoni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buongiorno. Buongiorno. È un ospite del nostro paese? Sì. Come mai qui? Beh, attratta da questo paese Sadali, da un pochino il mistero che lo circonda, poi devo capire San Valentino. Allora, ho incontrato la persona giusta. Io sono una guida turistica, mi occupo faccio questo mestiere qua. E San Valentino è il nostro patrono e quindi abbiamo diversi punti dedicati a lui. Ma oltre a San Valentino abbiamo le grotte Isgianas, quindi il nostro bosco ricco di magia, ma soprattutto le nostre sorgenti. Le nostre sorgenti all'interno del centro storico che sono sempre belle, fresche e rumorose. Quindi seguendo questo sentiero può raggiungere tutte queste cose da visitare. Raggiunge le sorgenti che la porteranno poi alla cascata di San Valentino per arrivare alla chiesa di San Valentino. La cascata di San Valentino, che è uno dei nostri simboli più importanti, che sorge proprio di fronte alla chiesa di San Valentino. San Valentino che è il nostro patrono, così come appunto la città di Terni, con il quale ci stiamo approntando a iniziare un percorso di gemellaggio con il premio San Valentino. Grazie al regista Folco Napolini che ha trovato Sadali e la sua storia, quindi è voluto venire qua a conoscere a fondo poi quella che è la nostra storia, la storia di San Valentino legata a Sadali. Ed è nato anche un corto. È nato anche un corto, sì, all'interno del paese con le sue sorgenti, tutto quello che poi il nostro paese presenta con le sue gianas, quindi questo mondo oltre che religioso legato a San Valentino con tutta la sua parte di magia. Torni qui a Sadali per girare un corto in occasione di quello che potrebbe essere un gemellaggio con la città di Terni. Innanzitutto un grande saluto a questa terra amata e vissuta nel tempo dove abbiamo fatto e sviluppato moltissimi eventi di altissimo livello. È stata una grande emozione questo ritorno perché è un miracolo di San Valentino. Mi sto emozionando un pochino perché per me ha un significato profondo questo ritorno. È quasi un orgoglio, motivo di orgoglio.
e ho iniziato a scoprirlo. Io ho fatto tante cose, voi lo sapete, dal film anche La voce dell'anima di Andrea Parodi, quindi ho girato la Sardegna. Questo era un luogo per me incontaminato, cioè non conosciuto, quando invece c'è stato questo grande richiamo, merito di San Valentino, che è il protettore della città di Terni, ma ho scoperto anche il protettore della città, del paese, del borgo di Sadali. Questa cosa ha generato tutta una serie di fatti, dalla creazione al viaggio che abbiamo fatto, che in me è scattata subito un'idea. Io voglio fare uno short movie per questa terra, perché lo merita, perché ogni abitante che incontravo mi dava delle sensazioni, ogni persona con cui parlavo avevo delle emozioni. Allora San Valentino sicuramente mi voleva dire qualcosa. Io sono l'ideatore del premio San Valentino, un gesto d'amore, e sono 32 edizioni che facciamo a Terni. Ci sono stati premiati, sono venuti personaggi del calibro di Gorbaciov, Rugova, Eunice Kennedy, Paul Batty, imprenditori importantissimi, cioè quindi per me attraverso le amministrazioni pubbliche di Narni, di Terni, chiedo scusa, e di San Gemini, nei confronti del sindaco di Sadali, per me è una cosa importantissima, perché se lo merita questa comunità, merita di stare nell'albo di queste cose. Come funziona tutto l'Ambaradan? Funziona in questa maniera, che il 29 di agosto a Terni facciamo questa edizione, la 32esima edizione appunto del premio, e sarà preceduta da uno spettacolo che è il canto delle pietre. Il canto delle pietre sarà interpretato dai Tazenda, i miei amici Tazenda, che finalmente riesco a riportare a Terni e quindi a dare la colonna sonora a questo spettacolo. Poi ci sarà Loretta Rossi Stewart. Folco, perché anche il corto registrato in questa comunità? Perché, come dicevo prima, è un luogo magico, già nelle stanze dove dormiamo, questa presenza dei folletti, questa curiosità, vedere queste donne che hanno la magia nei loro occhi, nei loro movimenti, nei loro volti. Siamo stati nelle cascate, nelle grotte, e io lì ho sentito, ho avvertito proprio voci, e ho preso gli abitanti, li ho coinvolti, ho trovato un poeta, questo poeta gli ho fatto tirare fuori la follia, e il saluto finale secondo me è stato proprio, sarà l'epilogo di questo short movie, che è Saludamos. Io ho scritto i testi dello spettacolo Il canto delle pietre, che andrà in scena il 29 agosto presso il sito archeologico di Carsule, vicino a Terni, e che speriamo, chissà, un domani possa essere replicato anche qui in Sardegna. Io ho scritto una parte di questi testi dello spettacolo come testi miei originali, e poi ho selezionato alcuni brani che i lettori leggeranno da due autori e due scrittori sardi importantissimi, Grazia Deledda, che ha una visione di presentazione, e Salvatore Niffoi, che è il maggiore autore vivente della Sardegna. La parte che ho scritto io è la voce narrante, la storia di un pastore, poeta, viaggiatore mentale, che unisce le varie parti di questo spettacolo Il canto delle pietre, e che si occupa di un ponte ideale di odori, di luoghi, di sensazioni, di colori tra il cuore più antico e pulsante della Sardegna, come quello che stiamo vivendo qui a Sadali in queste ore, e i luoghi dell'Umbria meridionale, che sono i nostri luoghi nei quali andrà in scena lo spettacolo. Ma effettivamente la Sardegna è e sarà la protagonista vera, reale, magnifica di questo spettacolo. Perché? Perché io sono un mezzo sangue, tra le altre cose, cioè mio padre era nativo di Arborea, io sono cresciuto praticamente qui in Sardegna, anche se in Gallura, nella zona nord. Ho sempre avuto una predilezione per questa terra che ho nel sangue, oltre alla mia Umbria, e mi sono sempre occupato anche di letteratura sarda, e
prendendo un caffè con Folco Napolini a suo tempo abbiamo maturato questa bizzarra idea di confezionare uno spettacolo che potesse unire e coniugare in qualche modo la Sardegna, il cuore più ancestrale della Sardegna e i nostri luoghi dell'Umbria meridionale, Carsule, Terni, eccetera. Per lei una scoperta quella di Sadali? Totale, ancora devo riprendermi dalle emozioni. La Sardegna è tutta nel mio cuore e la conosco abbastanza, avendola girata in barca a vela, per cui ovviamente il mare, e mi ha troppo colpito entrare in questo, quello che io chiamo, non so se è troppo forte come termine, ventre della Sardegna più che il cuore, perché sta in basso, no? Quindi forti energie, questo poi discorso di quest'acqua ovunque e di questo potere femminile importante, queste figure, queste donne sarde le adoro. Non escludo di venire a vivere qui un giorno. Quando ti è stato proposto questo lavoro, come hai accolto? Ho sentito Sardegna, ho detto benissimo. E poi l'argomento, cioè tutto ciò che riguarda l'aspetto un po' meno banale dell'esistenza, quindi un po' il misticismo, le energie di cui questo posto è carico, e il gemellaggio con Terni, che anche l'Umbria è nel mio cuore ovviamente, quindi con molta gioia l'ho accolta. L'apparenza non inganna. Prima il piacere, poi i leoni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un successo senza precedenti. Federcusi, la federazione che controlla, coordina e promuove lo sport universitario, d'intesa con i CUS nei rispettivi capoluoghi in cui gli atenei italiani hanno sede, è rientrata dalla Cina con un record strabiliante, 56 medaglie, ovviamente demolito il record dei precedenti giochi universitari che si sono tenuti a Napoli nel 2019. La formazione guidata dal capodelegazione e presidente di Federcusi, Antonio Dima, ha portato a casa 17 medaglie d'oro, 15 d'argento e 23 di bronzo. Per capire l'importanza, basti dire che si tratta della prima formazione in Europa e della quarta al mondo,
E anche a questo proposito una annotazione va fatta. La terza è la Corea, con 58 medaglie. La differenza la fanno appena 2 bronzi. Insomma, se si pensa che le Universiadi sono state dominate dai padroni di casa della Cina con 178 podi, seguiti dal Giappone con 93 e quindi dalla Corea, è facile pensare quale sia stata la proficuità di questa Universiadi per i colori azzurri. A Chengdu, popolosissimo centro da 17 milioni di abitanti ai piedi del Tibet, in una provincia, Sichuan, che ne conta 90 milioni, più grande quindi della Germania, si è tenuta un'edizione straordinaria, la 32esima dei FISU World University Games. Dal 28 luglio all'8 agosto la nazionale italiana è stata una delle più apprezzate. Aperta da una cerimonia inaugurale maiuscola con in tribune il presidente Xi Jinping e un tripudio di fuochi artificiali, giochi pirotecnici, artisti, ballerini, danzatori, una marea di iniziative tecnologicamente avanzatissime, i giochi hanno avuto per protagonista il mondo dell'università, un mondo che abbina allo sport lo studio, un mondo capace di rendere fruibile quelle che saranno le corsie del domani, le corsie del governo, le corsie della pubblica amministrazione, le corsie dello sviluppo e dell'innovazione. 7.000 tra atleti e atlete in rappresentanza di 115 nazioni hanno invaso un pezzetto minuscolo ma fondamentale della Cina, una Cina che corre a 1000 all'ora, che ha messo in gioco non solo strutture avanzatissime, piscine, palestre, piste, campi da tiro, campi da calcio, che non è però presente, ma ha potuto ospitare i giganti dell'atletica con tempi, così come nel nuoto, fondamentali per capire che questi giovani saranno il futuro anche alle prossime Olimpiadi di Parigi. Per l'Italia, citazioni per i fratelli Lamberti, figli d'arte. Il papà Giorgio è stato un campione nel nuoto e evidentemente i figli hanno preso il DNA proprio vincente che il padre ha mostrato alle Olimpiadi, ma sono stati strabilianti anche i risultati che sono arrivati dalla pallanuoto, che era campione in carica, quella maschile, dalla pallavolo, quelli che sono arrivati dalla scherma, dai tiratori con l'arco, per non parlare delle pedane con ovviamente tutti i rappresentanti. Siamo orgogliosi di questi risultati, testimoniano che lo sport universitario è vivo e cresce di giorno in giorno. La nostra missione e il debutto come federazione non poteva essere migliore, le parole del presidente di Federcusi Antonio Dima. Insomma, universiadi cinesi che hanno messo in moto una macchina straordinaria con l'Italia capace di dire la sua. Prima in Europa e quarta al mondo. Federcusi ha davvero scritto una pagina straordinaria di sport universitario. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità.
Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Quella del 2023 sarà ricordata come un'edizione record di Calici sotto le stelle, che si è svolta tra le mura medievali che circondano il castello di San Luri. In 5 ore, dalle 19 alle 24, si sono dati appuntamento in 25.000, con in prima fila i turisti arrivati da tutta la Sardegna, per gustare le eccellenze enologiche proposte dalle numerose cantine partecipanti, in rappresentanza delle più importanti aziende regionali. È stata soprattutto una serata in rosa, come conferma il crescente impegno nel settore di imprenditrici e rappresentanti di categoria. E forse proprio per questo l'evento nazionale, che è stato organizzato dal Movimento del Turismo del Vino della Sardegna, si è svolto nel rione del Castello, che era la dimora della gran signora della nostra storia, Eleonora d'Arborè. Ed eccoci con la cantina di Santa Maria la Palma per parlare di un 2023 che per voi è stato veramente speciale. Un prodotto di successo che anche qui a San Luri sta riscuotendo grande attenzione. Assolutamente sì, la cantina ci tiene tanto, sta investendo tanto su questo prodotto con la manifestazione anche che è stata svolta 20 giorni fa ad Alghero con la Kenta Day, appunto, dove abbiamo fatto festa. Abbiamo colto l'occasione ancora una volta per far conoscere i nostri prodotti. La Kenta oggi sta riscuotendo veramente tanto successo, speriamo che sia sempre meglio. Avete raccolto attenzione a livello nazionale con un prodotto che nasce in fondo al mare? Assolutamente sì, quella è la nostra chicca. La Kenta Sub oggi è quel prodotto che ci rappresenta, a cui noi ci teniamo tantissimo. Appunto fa un affinamento qua, poi escono le gabbie, la bottiglia si presenta in una maniera veramente eccezionale perché ci sono i denti di cane attaccati a questa bottiglia e poi il prodotto comunque diciamo che si fa bene. Ed eccoci a una new entry per Panorama Sardo, la cantina Gibadda. Luigi Secchi, raccontaci. Gibadda, Arbus, provincia Sud Sardegna, è un progetto che nasce nel 2014 da un sogno. Io mi occupo di altro nella vita, abito in Veneto, quindi sin da piccolo avrei voluto riprendere dei vecchi vigneti di famiglia perché mio padre lavorava alle vigne. Abbiamo cominciato con una vigna centenaria di famiglia, col primo vino che è il Momotti, che noi sardi sappiamo che cosa vuol dire. Da lì abbiamo fatto le prime 600 rotibottiglie, poi la seconda linea, il Momottino, quindi la linea più piccola, un Vermentino. E adesso fra un mese circa usciremo col nuovo progetto che è il vino in anfora, macerati in anfora, un bianco e un rosso con vitigni autoctoni. Mi tolgo una curiosità, Secchi, nella sua esperienza lontano dalla Sardegna che lavoro ha fatto? Io mi sono occupato tutta la vita e mi occupo tuttora di ristorazione. Quindi il vino ci sta molto bene? Sempre, io ho sempre stato in mezzo a cibo e vino, quindi non male. Quindi un sogno che si è coronato? Un sogno che si è coronato, sì, io sono partito
come altre migliaia di sardi per fare la mia vita. Avevo 15 anni, sono fuori da 46, ho costruito, ho fatto quello che ho fatto e vorrei portare alla nostra Sardegna le mie esperienze, quello che ho fatto e contribuire alla crescita della nostra favolosa isola. Parliamo adesso di una cantina che arriva dall'altro capo della Sardegna. Siete arrivati a Salluni da Olbia, è stata una grande festa. Assolutamente sì, è la nostra prima festa collettiva di Calici di Stelle, perché l'abbiamo organizzata le altre volte nella nostra tenuta di Palau, che sta sotto la Roccia dell'Orso, vista Costa Smeralda. Normalmente abbiamo organizzato lì, quest'anno invece ci è piaciuta l'idea di stare sotto il castello di Salluri, e quindi siamo qui a Salluri. Signora Fara, mi racconta qual è la produzione della Contralta? Allora, noi siamo una cantina molto giovane, nati nel 2019 come prima vendemmia, come prima produzione, ma con delle professionalità più consolidate nel mondo del vino. La nostra specialità è il vermentino, ovviamente, ma un'interpretazione un po' diversa del vermentino. Facciamo un vermentino di Gallura da lungo invecchiamento, si chiama Fiore del Sasso, in cui c'è una parte anche di orange wine, che è un po' la nostra specialità. Gli orange wine sono vini bianchi fatti con la tecnica del vino rosso. In una parte del nostro vermentino di Gallura ha anche una parte di macerazione sulle bucce. Un altro dei nostri vermentini è un vermentino IGT interamente vinificato in anfora, si chiama Sicuterat. Lì abbiamo 2 mesi di macerazione sulle bucce dentro le anfore e poi maturazione di circa 9 mesi sempre in anfora, è un vino che esce un anno dopo la vendemmia. E poi abbiamo ancora oggi in degustazione il nostro secondo orange wine, 15 giorni di macerazione sulle bucce in acciaio, si chiama Al Sol Brilla. Dopodiché fa un anno di passaggio in legno, ritorna in acciaio, è un vino che esce ben 2 anni dopo la vendemmia. Un vino bianco, o meglio un vino orange, perché il colore è proprio ambrato, ha delle sfumature quasi da vernaccia, diciamo così. Qualcuno ci dice sembra quasi uno sherry quando viene bevuto. In realtà è un vermentino che ha fatto 2 anni di vinificazione. La donna sempre più protagonista nell'enologia della Sardegna? Io non sono enologa, sono una sommelier, ormai lavoro nel mondo del vino da tanti anni, sì, lavoro alla Contralta mi occupo del commerciale, del marketing, ma anche dell'accoglienza in cantina. Siamo una piccolissima cantina, produciamo soltanto 35.000 bottiglie fino ad ora. Sì, siamo una bella rappresentanza di donne del vino anche qui a Salluri, siamo sempre più protagoniste sia come produttrici che come consumatori, perché come avete visto anche stasera c'è un bel pubblico femminile anche per la degustazione. E rimaniamo sui temi della Gallura dopo la Contralta, Vini e Surrao. 2023 special tra i protagonisti dell'organizzazione del secondo Memorial Galeazzi. Com'è nata questa idea? Beh, c'è sempre stata un'amicizia molto forte tra Martino De Muro, il nostro patron, e il signor Galeazzi, e quindi ovviamente quando c'è stata la possibilità abbiamo subito aderito, abbiamo partecipato con grande piacere. Insomma, ricordare una persona così bella e un'amicizia così importante era il minimo che potevamo fare. Anche voi come cantina siete profondamente legati anche all'andamento della stagione turistica. Voglio la tua riflessione, perché questo è il tema dell'anno, ma come sta andando? Beh, quest'anno è un anno molto particolare, noi ci aspettavamo grandi cose, quindi avevamo preparato tutto per crescere, che insomma è quello l'obiettivo di tutte le aziende. Diciamo che l'anno è un po' sotto le aspettative probabilmente, perché forse c'è un po' meno volume rispetto agli anni scorsi. Bisogna dire che gli anni scorsi probabilmente sono degli anni che non vanno proprio presi a parametro, erano degli anni un po' post-Covid, fuori dagli schemi, quindi quest'anno è probabilmente l'anno che costruiremo il parametro per il futuro. Ti dico la verità, noi non ci possiamo lamentare perché comunque la Gallura ha sempre una grande attrattiva sul mercato. Per quel che riguarda progetti per questo ultimo scorcio del 2023, cosa state preparando? Allora, noi abbiamo sempre il nostro filone
accoglienza in cantina, quindi insomma eventi in azienda e comunque sempre la possibilità di includere il pubblico all'interno della nostra attività. E poi comunque noi vogliamo chiudere l'anno nel migliore dei modi. Quest'anno abbiamo raggiunto la nostra massima capacità produttiva, quindi vorremmo arrivare a fine dell'anno con i nostri vini e riuscire insomma a chiudere l'anno con un positivo, che è quello che tutte le aziende vogliono avere, insomma. È di casa Panorama Sardo, Nicoletta Pala, Cantina Audaria, oggi travolti dalla folla a Saluri. Assolutamente, possiamo dire di essere super contenti al momento. Come vedete c'è tantissima gente un po' da tutto il sud Sardegna e non solo, perché il movimento turismo del vino regionale ovviamente racchiude cantine da tutte le parti, da tutte le zone della Sardegna, di conseguenza ci sono anche tantissimi produttori e anche tantissimi wine lover, dei produttori che arrivano da zone del nord Sardegna, Ogliastra, insomma hanno fatto anche qualche ora di viaggio. Siamo per il momento molto soddisfatti, possiamo dire che anche la vicinanza con Cagliari e quindi insomma anche con le principali mete turistiche del sud Sardegna ha portato non solo tanta gente sarda ma anche un grande bacino di turisti. Riflessione finale, Nicoletta è nel mondo dell'enologia da tanti anni, pur essendo molto giovane, ma nel suo segmento è importante anche il passaggio dei turisti. Qual è la tua sensazione di questa stagione 2023 basandoti sulle visite in cantina? Allora, la stagione 2023 possiamo dire che l'enoturismo è in forte crescita. Non abbiamo subito delle forti criticità, si parla un po' della Sardegna come isola difficile da raggiungere, insomma tantissimi problemi che stanno emergendo. Devo dire che per quanto riguarda invece quello che è il turismo del vino, è un turismo sempre in crescita, ma anche perché probabilmente il turista del vino va proprio a ricercare quello e di conseguenza è un segmento che specialmente nelle nuove generazioni continua a crescere, contando che la nuova generazione si avvicina al vino e vuole bere bene, vuole conoscere i territori. Oggi grazie ai social e grazie appunto a tutto il mondo internet ci si ritrova a cercare quelle che sono le tipicità del territorio e questo appunto si fa anche visitando tutte le aziende delle varie zone della Sardegna, quindi possiamo dire che è un trend positivo, siamo abbastanza soddisfatti. Un progetto di grande successo, questo che riguarda la vendemmia, l'enologia. Dove è nata questa idea? È 5 anni che faccio questo lavoro, però è una cosa bellissima e sono soddisfatto soprattutto perché incontro il piacere della gente. Viene, si trattiene, parla con noi e questa è una grande soddisfazione. Ma ti aspettavi a Saluri 20.000 persone per una manifestazione enogastronomica? Assolutamente no, però devo riconoscere che l'organizzazione è stata eccezionale e ci ha portato tanta gente e spero che si possa ripetere negli anni e portarne altrettanta. Che tipo di vino è Antigua? Antigori, ti correggo, Antigori. Che tipo di vino è Antigori? Allora, Antigori viene da lontano, viene dal Neoragici perché 38 secoli fa Anteo, da cui prende il nome, Anteo dio del vino, ha portato per la prima volta dalla Grecia il vino in Sardegna e è sbarcato a 500 metri dalla nostra azienda. E tu produci nella zona di Santa Margherita di Pula? Beh, diciamo che siamo a cavallo tra Santa Margherita e Capoterra, siamo di fatto a fianco a Sgaravatti. È un territorio antico perché in origine la vigna era di 440 ettari, oggi è una piccola azienda di 20 ettari, però stiamo facendo un bel prodotto e soprattutto incontra. Che prodotto abbiamo nelle bottiglie di Antigori? Allora abbiamo Carignano, Bovale, Cabernet Sauvignon, abbiamo i vermentini, 2 vermentini in purezza e un rosé fatto di Carignano in purezza. Anzi, ne approfitto per dirti che poi lo assaggi. Con molto piacere, grazie Carlo. Grazie mille. Poteva mancare a Calici sotto le stelle 2023 Nina Puddu, che rappresenta in questa stagione le donne del vino della Sardegna, arriva da Oliena, mi sembra che a Saluri sia un esempio straordinario di come io vedo soprattutto giovani. Sì, come cantine delle donne del vino, su 21 cantine siamo ben 10 donne del vino che siamo presenti alla manifestazione e grazie alla
alla collaborazione col Movimento Turismo del Vino siamo riusciti a entrare nella manifestazione come associazione e vedere che c'è veramente un mondo di giovani che finalmente si avvicina al vino, vuole degustare i vini, è interessato ed incuriosito da questo mondo, che prima era, diciamo, più sembrava un mondo d'élite, invece poi adesso si trova anche in queste bellissime manifestazioni come Calici sotto le stelle. Ma che ragionamenti state facendo voi donne del vino su questo diktat europeo che vorrebbe il vino con un'etichetta che annuncia che è un prodotto che fa male alla salute? Allora, da che mondo è mondo, noi viviamo, oltre che come donne, che diciamo che è sempre stato usato il vino con moderazione, ma comunque anche come un toccasana nella dieta mediterranea, per noi è, diciamo, una cosa improponibile, perché comunque tutti gli alimenti, se consumati in eccesso, fanno male. Bisogna avere moderazione e se consumati con moderazione tutti gli alimenti sono buoni e fanno bene. Io penso che non sia giusto etichettare un prodotto che si conosce da secoli in questa maniera, perché non è un prodotto che appartiene a millenni di storia ed è sempre stato presente nelle diete di tutte le popolazioni, quindi è impossibile che non sia sano. Poi apparteniamo a un'isola che appartiene alla Blue Zone, e in Sardegna sappiamo che i centenari bevono il vino a ogni pasto. Movimento Turismo del Vino 2023 col botto, una cosa mai vista, 25.000 persone alla festa organizzata a Salluri. Sì, alla quinta edizione il Calici di Stelle 2023, una manifestazione promossa dal Movimento del Turismo del Vino, appunto la sua quinta edizione quest'anno a Sanluri, in questa bellissima cornice del castello medievale di Sanluri. Tante presenze. 21 cantine partecipanti. 21 cantine partecipanti da tutta la Sardegna, quindi tutti i territori sono pienamente rappresentati e quasi 90 etichette oggi in degustazione. Ma poi ho scoperto nel corso di questo speciale dedicato alla serata anche cantine nuove, una cantina di Arbus, di un imprenditore del nord Italia, sardo di origine, che ha deciso di investire in Sardegna. Sì, diciamo che le 26 cantine aderenti al Movimento del Turismo del Vino in Sardegna sono davvero molto variegate. Ci sono le grandi cantine, le cantine sociali, ma anche le piccole cantine, e tutte uniche perché raccontano il territorio dove si produce, dove producono i loro vini. Quindi ecco, in questa grande manifestazione l'occasione sicuramente di scambio tra noi produttori, ma anche per il pubblico di conoscere delle piccole realtà rappresentative anche di piccoli territori unici e bellissimi. Valeria, soprattutto piccole ma tutte indirizzate alla qualità assoluta. Sì, alla qualità delle produzioni, ma soprattutto le cantine che aderiscono al Movimento del Turismo del Vino sono cantine che capiscono l'importanza dell'accoglienza in cantina e di fare enoturismo, quindi sono cantine che tutti i giorni sono impegnate nelle visite, nelle degustazioni, nelle manifestazioni in cantina e che sono pronti ad accogliere tutti gli enoturisti, gli appassionati del vino, per raccontargli quello che ogni giorno fanno. Proprio da qui a Salluri, un paio di mesi fa, è nata un'idea che è quella del ristorante all'interno della cantina. Cosa ne dicono i tuoi colleghi e le tue colleghe? Ecco, Suentu ha intrapreso questa nuova avventura appunto del ristorante in cantina. Era, se ti devo dire la verità, da sempre un nostro sogno, quello di completare appunto l'offerta anche con cibo. Facciamo una cucina che è prettamente legata al territorio e quindi completiamo la valorizzazione del nostro territorio, oltre che con i nostri vini, anche col cibo, con gli ingredienti che il territorio ci offre.
E io spero davvero che questo sia per gli altri un là, ecco, perché a qualcuno, già qualche produttore mi ha detto sai che l'avrei sempre voluto fare anch'io, quindi spero che davvero altri seguano in questo percorso che ecco, regala tante soddisfazioni e completa quello che tutti i giorni noi facciamo col vino. Ultimissima riflessione. Ne parlavo con la Fara di Contralta, ne parlavo con Nicoletta Bala di Audaria. Il mondo dell'enologia sardo è sempre più in rosa. Sì, ci sono tante donne imprenditrici, proprietarie di azienda che credono fortemente in quello che fanno e quando si crede e si ha la passione si va avanti per la propria strada. Le donne, ecco, in questo forse hanno quella determinazione giusta che serve. In collaborazione con Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.